Sessuale per viaggiare trovi un'ampia selezione dedicata a foto, mappe e consigli per il tuo viaggio. Scopri nuove ed affascinanti mete. Visita il nostro sito. Ok, eccoci nello sterrato della TransLessinia, che SP14 credo che è quello, diciamo, la meta principale della giornata. Sterrato che passa sui Lessini e che regala sicuramente panorami fantastici. Sicuramente li regala quando c'è il sole. Oggi ne regala un po' meno, ma che dobbiamo fare? Questo è, ce lo prendiamo così e cercheremo di tornare la prossima volta in una giornata migliore, anche perché il posto merita veramente. Guardate come si perde la strada in lontananza. È molto bello, molto bello.
questa che vedete qua è una concrezione naturale, ma che è stata utilizzata come fortezza nella prima guerra mondiale. Straordinario, molto straordinario, veramente. Guardate, si passa nel mezzo e qui si combatteva. Ci passo a malapena. Trincea. Ok, TransLessinia finita, tratto sterrato terminato. Per chi non l'avesse mai fatto, consiglio vivamente di farci un pensierino, perché è veramente una strada spettacolare, assolutamente. Non particolarmente impegnativa, ma come potete aver visto anche dal video, si considera comunque di farlo con un enduro stradale. Io l'ho fatto con le gomme stradali, si può fare, meglio se con un tassellato, però vabbè. Adesso rimbocchiamo l'asfalto e andiamo verso il passo delle Pittanze. Continuiamo il nostro giro. E se il video vi è piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanella. In questo modo, quando pubblicheremo un nuovo video, riceverete la notifica.